Questa serata è dedicata all'evento natalizio della Galleria Zanini, l'evento che caratterizza la stagione espositiva della nostra galleria. Il titolo di questa mostra è Parfum de Femme, una mostra particolare dove abbiamo scelto di fare una panoramica sulle opere antiche, moderne e contemporanee sulla figura femminile. Ma la novità di quest'anno è l'abbinamento delle nostre opere ai profumi della profumeria Mirem di Mantova, che collaborano con noi in questo grande evento. Per cui noi abbiamo fatto proprio una panoramica che va dall'arte antica, per cui partendo dal Cinquecento per arrivare sino ai giorni nostri, dove gli artisti contemporanei hanno per noi dipinto delle opere sulla figura femminile dedicate alla nostra mostra. Sono circa una ventina di profumi abbinati a circa 70-80 dipinti. La mostra che inaugura oggi rimarrà aperta fino al 28 gennaio, per cui daremo a tutti la possibilità di vederla tutti i giorni, dal mattino al pomeriggio, domenica compresa. Gli orari vanno dalle 10:30 alle 12:30, dalle 15:30 alle 18:30. L'idea è nata da Davide Zanini, che sfogliando una rivista di qualche anno fa si è accorto di questa possibilità di percorso tra la letteratura, l'arte, il profumo, e quindi abbiamo intrapreso questo percorso utilizzando il profumo come percorso nel quale inserire immagini di donne, quindi il titolo Parfum de Femme nasce da lì, e soprattutto vedere come i quadri dialoghino con i profumi e i profumi con i quadri. E abbiamo parlato di questa figura retorica antica che è la sinestesia, cioè di come l'olfatto, l'udito, l'occhio possano mettersi insieme e analizzare effettivamente opere d'arte che gli Zanini possiedono e hanno collezionato. L'occasione credo sia molto interessante, anche perché non è sempre facile poter godere di opere così raffinate in un contesto selezionato e con una cura espositiva così ampia, anche perché non è un museo, ma è un negozio di antiquariato. E mi piace anche ricordare che la nostra collaborazione mia con la famiglia Zanini è di circa 30 anni, e quindi una collaborazione che possiamo dire nasce da amicizia ma anche da professionalità diverse.